porterei ben più di mezz'ora di tempo via, insomma, alla platea per raccontare tutti i problemi che sono presenti in questa città, ma lo faccio, lascio spazio senz'altro a coloro i quali dopo di me parleranno, ecco, ma è solo un saluto a Flavio, che ringrazio anch'io di essere qui a Chioggia. Prima salutandolo gli dicevo che faccio fatica, pur essendone orgoglioso, ma faccio fatica a chiamarlo ministro, mi è molto più semplice chiamarlo sindaco e considerarlo ancora un collega. Ed è fondamentale che l'esperienza da sindaco, che ha vissuto in modo così importante e proficuo per la città di Padova, venga portata a Roma, perché a Roma può rappresentare le istanze vere del territorio. Quello che più volte noi lamentiamo è il fatto che Roma consideri i confini della politica nazionale limitati al raccordo anulare di Roma, e questo invece non può più essere. Credo che l'esperienza di Flavio, l'esperienza di Graziano Del Rio, che hanno vissuto sul territorio in trincea, così come facciamo noi e faccio io personalmente, le difficoltà del territorio, credo che quell'esperienza sia fondamentale a rappresentare a Roma, e credo che anche di qui si possa sperare in un cambiamento. Così come un cambiamento, io confido, consentitemi questa nota personale, ma credo che possa essere condivisa da tutti, una grande speranza deriva anche da quello che è successo qualche giorno fa. Io credo che sia doveroso sperare in un reale cambiamento di questo Paese, finendo la logica e le dinamiche dei ricatti legati a vicende personali che non debbono avere cittadinanza in una realtà così complessa e importante come quella italiana. Quindi io spero che anche di lì, dopo il passaggio importante che c'è stato a Roma qualche giorno fa, anche da quel passaggio si possa sperare in un nuovo inizio per una nuova Italia, anche sulla base dell'esperienza dei sindaci e sulla base dell'esperienza particolare e importantissima di Flavio, che ringrazio ancora per essere qui a Chioggia. Grazie davvero.